'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I saw you. 'Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, 'cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see you. Eccoci! Come avete visto, Hiroshima non si ferma al museo della bomba atomica. Kawaii! Mi sta seguendo? E da Hiroshima non si può saltare una visita a Miyajima La mannaggia. e la sua famosa porta galleggiante, purtroppo adesso in ristrutturazione. Ma non è l'unica attrazione dell'isola. Tra mercatini, templi e shrine, infatti, ci sono diverse cose da visitare. Abbiamo scoperto inoltre che Miya significa shrine, mentre Jima sappiamo già che significa isola. Infatti questa è un'isola sacra. E questo? Questo è un cerbiatto curioso. Di solito non mi piacciono le mete turistiche troppo pubblicizzate, ma qua ci sono questi cerbiatti che rendono l'isola veramente selvatica. È stupendo. Esatto. Inoltre abbiamo scoperto una particolare differenza tra buddismo e shintoismo. Infatti, mentre i templi buddisti non vengono quasi mai ristrutturati se non per necessità, gli shrine shintoisti vengono ridipinti ogni 20 anni. Sull'isola, inoltre, per gli amanti delle camminate, sono possibili diversi percorsi sulla montagna. Ci sarebbero un sacco di cose da vedere su quest'isola. Probabilmente si può spendere una giornata intera qui.
Però noi oggi andiamo a Tokyo, quindi dobbiamo partire a breve. Tokyo!